Il trend c'è, la tendenza c'è, merito sicuramente importante del rispetto delle restrizioni, ma penso che sia anche doveroso da parte nostra, da parte mia in particolare che firmo, prendere atto del fatto che la tendenza c'è, per cui oggi vi annuncio a sorpresa un'ordinanza. Una nuova ordinanza che allenta i vincoli anti-Covid-19 sempre nei limiti di quella che è la norma nazionale, ma attenzione, il monito del governatore Zaia alla popolazione è chiaro. Che non venga letta come è finita tutti in piazza a far festa, non è così. Lacci che si allentano, si mollano su aspetti lavorativi particolarmente attesi da alcune categorie, ovviamente garantendo tutte le misure di sicurezza in entrata e in uscita e presidi medici. È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata ove possibile, previa ordinazione online o telefonica, ove possibile. Revoca la disposizione restrittiva relativa a vendite per abbigliamento bimbi, cartolerie e librerie. Si rimettono in moto le opere pubbliche, dai codici Ateco si passa alle categorie, via libera anche i lavori edilizi su opere esistenti, via libera la coltivazione per autoconsumo, gli orti urbani, indipendentemente dal luogo dove sono, via libera la vendita al dettaglio di piante, fiori e semi, cimiteri aperti, ma il governatore puntualizza. I cimiteri non sono mai stati chiusi, mai. Sono chiusi in virtù di ordinanze comunali. Qui faccio un appello anche ai sindaci, apriamo questi cimiteri e diamo modo ai cittadini di poter portare un fiore e di poter andare a far visita ai propri cari.